Accanto a me Paolo Audino, l'amministratore delegato di TTG Italia, che è il partner ancora riconfermato per il secondo anno consecutivo della fiera. TTI Sardegna ha un importante appuntamento che si consolida. Quali sono le novità di quest'anno? TTI Sardegna quest'anno, la sua seconda edizione, conferma la validità della manifestazione, la validità del modello, che è quello di fare incontrare appunto l'offerta sarda con la domanda internazionale in un workshop professionale, quindi in un momento di incontro di acquisto e vendita di pacchetti turistici. Le novità principali stanno nel numero dei buyer e degli operatori sardi che crescono, in una formazione fatta agli operatori sardi per migliorare la qualità del loro approccio al mercato e del loro modo di confezionare i pacchetti turistici e una diversa collocazione del momento workshop per consentire possibili programmi di visite guidate alla città e al territorio. Gli educational tour quindi sono particolarmente importanti per far apprezzare anche agli stranieri veramente l'ambito sardo, spesso sconosciuto agli stessi sardi. Certo, il vantaggio di realizzare sul territorio una manifestazione come il TTI Sardegna è proprio quello di poter immediatamente far vedere al buyer internazionale il prodotto che sta acquistando o che ha intenzione di acquistare, quindi toccare con mano il prodotto. Oltretutto in una regione come la Sardegna questo ha una valenza particolare perché le caratteristiche ambientali sono talmente d'eccezione che molti di questi buyer magari vendono questo prodotto ma non lo conoscono così bene, quindi l'occasione di toccare con mano il prodotto è fondamentale. Com'è possibile realizzare la destagionalizzazione di cui tanto si parla in Sardegna? La destagionalizzazione è il risultato sicuramente di una politica fatta di molti piccoli passi, tariffe agevolate, trasporti più strutturati, disponibilità degli albergatori, degli imprenditori privati comunque a in qualche modo agevolare l'allungamento della stagione sono passi fondamentali. È un percorso molto lungo quello della destagionalizzazione che però va strutturato, va pensato e che attraverso momenti come questo riesce comunque a iniziare a realizzarsi. Novità per il prossimo anno? Ma per il prossimo anno io penso che noi vorremmo ampliare ulteriormente l'offerta ai buyer e agli operatori sardi tenendoci in contatto con loro per 12 mesi all'anno, quindi il TTI Sardegna dovrà essere soltanto la fase realizzativa di un percorso che durerà tutto l'anno di contatto tra operatori di domanda e offerta che si svilupperà attraverso sistemi tradizionali e sistemi virtuali sfruttando le potenzialità del web. Buon lavoro allora. Grazie a voi. Grazie.